Noi siamo pronti all'evento dal punto di vista sportivo, i servizi avanzati, le infrastrutture che riguardano le gare di sci. Tutto è pronto a Cortina per ospitare i Mondiali 2021, anche se l'evento che tutti immaginavano potesse essere il primo post-Covid si svolgerà durante la pandemia. Flessibilità l'imperativo per l'organizzazione pronta ad adattarsi a una formula che ancora non si sa come sarà. Il presidente di Fondazione Cortina 2021 parla da casa, l'amministratore delegato Valerio Giacobbi dagli oltre 2000 metri della terrazza del rifugio Duca d'Aosta per la conferenza che ha presentato una partnership con Telepass che attiverà da febbraio 2021 il servizio di ski pass anche nel comprensorio ampezzano. Dall'app di Telepass si potrà acquistare la ski card in edizione limitata per i mondiali, riceverla direttamente a casa e poi sciare a Cortina senza fare code alle biglietterie. Cortina ha voglia sicuramente di modernità, in particolar modo per quanto riguarda l'offerta dei servizi. La mobilità è certamente uno dei punti fondamentali ai quali stiamo guardando, quindi ritengo che Telepass possa essere una grande opportunità, non solo strettamente legata ai mondiali, ma anche in prospettiva olimpica. Completati i lavori infrastrutturali, ora l'impegno è rivolto alla realizzazione delle strutture temporanee per gli addetti ai lavori. Ha lavorato veramente tutta una comunità assieme, quindi dagli impiantisti agli albergatori all'amministrazione comunale, e c'è stato un grande lavoro corale che è durato 3 anni per arrivare a questo momento. La Fondazione sta lavorando con le strutture sanitarie per la definizione dei protocolli di sicurezza per gli atleti, per l'organizzazione e per il pubblico che forse potrà essere ammesso. Continuate a tifare per noi perché alla fine della giornata, se vince Cortina, vince l'Italia.